Allora, se raccontiamo in sintesi la vicenda come Roma, allora, la mediazione obbligatoria è cieca. E cieca cosa vuol dire? Si fa per materie. La legge dice, allora, se si tratta di diritti reali, per esempio, allora, mi hai costruito a distanza troppo che non rispetta il codice civile, questi sono diritti reali, la proprietà, ereditario, divisione, insomma, la norma dice neanche tantissimo, la materia più importante dell'obbligazione, nella sua generalità non c'è, ci sono singole obbligazioni. Allora, quelle è una della mediazione. Che poi quel conflitto, la controversia sia veramente mediata, cioè possa essere raggiunto l'accordo, perché magari quella non lo è proprio, perché ci sono degli ostacoli, diciamo, ex ante, insormontabili, alla legge questo non interessa, ci deve andare lo stesso, perché questo non è stato visto il tuo caso, è stato detto che in questa materia, prima di andare in giudizio, tu devi, se devi andare in giudizio, devi fare questa azione. Un'altra cosa, vuol dire c'è già un conflitto, in qualsiasi materia, o meglio, il conflitto può essere in qualsiasi materia, ma se è una materia di diritti disponibili, da una parte, il giudice a un certo punto, così come ho detto prima, che potete fare una proposta e dire io propongo questa cosa, può anche dire alle parti, andare in mediazione, oppure può dire, come ho fatto io tante volte, tutte e due le cose. Questa è la proposta, se avete ancora bisogno di discutere, adesso, non adesso, dopo la scadenza del termine per accordarlo almeno sulla proposta, andare in mediazione. Poi vi dirò anche come si c'è tempo, come è cambiato un po', come sto utilizzando in un altro modo ancora adesso questo strumento della proposta. Allora, il giudice che lavoro ha fatto? Il lavoro che ha fatto è di fermarsi un attimo, guardare quello che era successo in quella causa, guardare, pensare chi sono le parti e in definitiva, insomma, valutare evidentemente il senso favorevole alla possibilità che queste parti possano arrivare a un accordo invece di proseguire nella vita fino alla sentenza. I vantaggi di questo accordo per il giudice sono molteplici. Egoisticamente parlando, da una causa in meno, e l'onere di scrivere la sentenza, che è un impegno molto pesante, perché quello che non capiscono bene, l'altra cosa di cui i governi sono deficitari, non si rendono conto che se io devo seguire la strada classica della sentenza, la sentenza ha delle regole, non è che posso fare la sentenza buttando nel secchio la Costituzione italiana non motivata, io devo motivare. E la motivazione, se sono per dire tante eccezioni, devo motivare una per una. Se una causa fessissima in materia di condominio magari, dove però sono quelle dove accadono queste cose, non è convocato, le cose, queste, sono 10 motivi del giro, ognuno devo dire. Allora, per me è un vantaggio da questo punto di vista, egoisticamente. Poi è un vantaggio perché? Perché mi fa piacere tantissimo quando vedo che quelle parti sono accordate, perché sapendo cosa mi aspetta, in particolare poi per quello che aveva diciamo fiduciariamente creduto di poter attingere un risultato concreto e utile, e quello che le aspetta è un viatico doloroso, perché i tempi sono lunghi, ma non solo, ma quando poi sarà arrivato a quello che è un traguardo lungo, perché ci può essere l'appello, se una sentenza magari a te ha soddisfatto, ma l'altra parte no, poi sempre le sentenze non soddisfano mai nessuno, chiaramente è difficile che uno accorda tutto al 100%, vigente tutto al 100%. Poi la fase esecutiva di tutte le sentenze di condanna è, come dire, è un'ulteriore condanna, perché la fase esecutiva noi non abbiamo un sistema di viene lo sceriffo per dire e dice allora qui c'è il rilascio, io ti prendo e ti porto via come succede a me. No, tu devi fare esecuzione forzata, c'è il giudiziario, se quello non paga ti do un pignoramento, se c'è qualcosa da farsi ignorare. Ma se come succede per voi, per dire che siete imprenditori quante volte succede che c'è? Quante sentenze ho fatto di revocatorio, per esempio? Succede che quando il venditore sente puzza di bruciato, cerca di mettere al sicuro i suoi beni, allora voi arrivate lì e poi l'avvocato dice no, tranquillo, guarda, perché qui questa smobilitazione del bene è stata fatta in un momento sospetto, noi possiamo fare questo, allora, cosa possiamo fare? Non c'è avvocato, lei sta vedendo adesso facciamo un'altra causa? Sì, è certo, dobbiamo fare azione revocatoria. Questo è quello che aspetta. Quindi l'idea di vedere queste persone accordate a me mi fa proprio piacere, ripeto, al di là del fatto che mi si scrive il ruolo. Allora devo cercare di fare in modo, ecco dicevo, quindi la menzione mandata, io ho mandato, ho ordinato che le parti andassero in mediazione.
Allora guardate già così psicologicamente come è diversa il mio atteggiamento, la mia posizione, quando io vedo queste parti che non ci va andare, o meglio, l'attore ci va sempre perché è improcedibile, se una domanda, quello che non ci va è convenuto. Allora, se si tratta di un'educazione obbligatoria e il convenuto non è andato, la legge prevede che io posso applicare certe sanzioni e non la penserò lo stesso. Ma se io ho fatto lo studio della causa, ho ritenuto che fosse demandato, li ho mandati in mediazione magari scrivendo come faccio ormai da tempo, la chiamo mediazione guidata vuol dire che gli do degli spunti, come dire, guarda, la sentenza sarà quello che sarà, però qui la giurisprudenza della sezione è quella, la sezione è questa, qui c'è così, cioè io ho degli elementi sui quali possono ragionare, elementi di forza o di debolezza, insomma, magari metto in dubbio qualche certezza, ho scritto in modo sibilino, forse anche troppo, ultimamente per esempio una sentenza in cui le assicurazioni, voi sapete cosa sono le frammenti, vuol dire le clausole con cui le assicurazioni in qualche modo riescono a sfuggire ai tempi maggiori della prescrizione, magari con la prescrizione decennale, ti posso fare una richiesta di danneggiante di risarcimento per 10 anni e l'assicurazione dice vabbè, io ti ho assicurato adesso per dire quest'anno, l'anno scorso, poi ti assicuro l'anno prossimo, però con questa cosa io per i prossimi 10 anni, se arrivo tra 9 anni e 11 mesi una richiesta di risarcimento, io sto sempre con la spada di danni, allora a 6 mesi insomma interviene su questa cosa in un modo insomma diciamo discutibile. Allora io ho scritto le famose note, ho detto se venite d'accordo per quanto riguarda l'assicurazione, evitate pure che il giudice vada a affrontare questo problema che non è veramente così scontato che siano valide le clausole del mese. Allora, dandogli questi elementi, io cerco di aiutarli a trovare una cosa. E voi immaginate, dopo che ho studiato la causa, non c'è l'assicurazione non c'è andata, Comune di Roma non c'è andata, la banca che fa non c'è andata. Pensavo che mi faccia piacere, no, ma se a me non mi fa piacere, non mi limito a dire che non mi fa piacere, penso anche cosa posso fare per fare in modo che la prossima volta invece ci vada. Allora, la prima cosa che dovete fare di urgente, di vuole mettere nella scaletta dei suoi tanti problemi, delle tante cose che devo affrontare, anche i problemi di mediazione, è quello di, quando arriva la mediazione, la primissima cosa che dovete fare, una scala di competenze, è capire se stiamo parlando di mediazione obbligatoria o mediazione volontaria. Possono essere confuse facilmente, se uno mette tutto così senza guardare, perché possono essere confuse? Perché immaginate che una causa, per dire, in materia di mediazione obbligatoria non ci sono andati, il giudice dice ma voi non avete fatto la mediazione obbligatoria, allora vai in mediazione. Quindi anche questa è una causa che viene mandata dal giudice in mediazione obbligatoriamente. Questa non è una mediazione demandata dal giudice. Demandata dal giudice vuol dire che è un atto volitivo. La legge non dice che deve andare in mediazione, ma lo dice il giudice. La mediazione obbligatoria nelle materie dove è obbligatorio andarci, e quindi o ci sei andato prima oppure il giudice se rileva, se si è accorto che non ci è andato e dice vai in mediazione. Però non è un atto volitivo, non ha studiato la causa, ha detto per me qui l'accordo si potrebbe fare. Dice questo, la legge vuole che ci va, se no non è procedibile. Sono due cose diverse. Le due cose diverse credo di essere già abbastanza chiaro, perché se il giudice accetta che non si è andato in mediazione demandata o si è fatto finta di andarci, perché ho fatto questo gesto? Perché il fatto finta è uno dei tanti modi in cui in qualche modo si cerca di bypassare la mediazione. Allora si va davanti al mediatore e si dice non c'è la possibilità di entrare in mediazione vera e propria, questo è il primo incontro informativo, il mediatore deve informare cosa è la mediazione, ovviamente le parti che vanno lì, visto che oggi per legge le cose già lo sanno, comunque. E poi, allora c'è possibilità di una mediazione? No, non c'è possibilità. E questa è la mediazione? Questa è la mediazione? Ripeto, questa può essere considerata mediazione. Io reputo che soltanto quando ci sono dei motivi ostativi di carattere procedurale formale si possa dire che non si intende non si può andare in mediazione, quindi questo sia, come dire, corrispondente ad aver fatto una mediazione, nel senso che è rimossa la condizione di procedibilità, ma in tutti gli altri casi no, perché tu non hai fatto la mediazione, quella è soltanto il preliminare della mediazione. Allora, in particolare quando si
tratta di mediazione demandale, il giudice questa cosa non può accettare così. Sicuramente qualcosa accadrà. E qualcosa accadrà possono essere appunto improcedibilità per l'attore che non ha fatto la mediazione e quindi la domanda non è procedibile. Sanzioni per il convenuto, il quale non ha promosso la domanda, quindi non è che io posso dichiarare improcedibile la domanda dell'attore perché non ha dato il convenuto. Posso nel mio parlamentario vedere quali sono però le conseguenze che ne possono scaturire. Le conseguenze che possono scaturire non sono solo quelle, diciamo, espresse dalla legge, vale il pagamento del contributo unificato, argomenti di prova per decidere chi ha ragione e chi ha torto, che tutto sommato sono cose secondarie. Il vero mezzo, lo strumento pesante, ecco, l'artiglieria pesante, chiamiamola così, è l'articolo 96 verso Cosma, che è una norma in bianco. Il giudice può condannare al pagamento di una somma di denaro, bene, a favore dell'altra parte. Questa somma di denaro, come ho scritto 1000 volte, deve essere proporzionata. Se io davanti a me un pensionato oppure una banca, non può essere la stessa somma. Oggi il legislatore queste cose le sta accorgendo, e per evitare l'arbitrio, cioè immagina una cifra qualunque, comincia a fare riferimento per esempio a multipli degli onoranti, dei compensi, cioè tu hai pagare 8.000 euro, come peraltro ho fatto in alcuni casi già, così pensando proprio per trovare un criterio ripetibile. Quindi 8.000 euro di articolo 96 sanzionato, oppure un multiplo di quella cifra. È chiaro che in questo modo si cerca di fare una pressione sul convenuto per indurlo ad andare in mediazione, perché quando si va in mediazione poi, come dicono le statistiche, in moltissimi casi, specialmente poi quella demandata, che è stata filtrata, è stata selezionata, studiata, l'accordo c'è. Allora poi cominciamo a ragionare ulteriormente a dire, facciamo un focus per dire su tutti quelli che sono soggetti alla vigilanza della Corte dei Conti, quindi non dico pubblica amministrazione perché in realtà la vigilanza della Corte dei Conti è molto estesa, quindi non riguarda la. Quindi tutti i soggetti che possono essere esposti al danno erariale. Allora, cambio giacca. Cambio giacca è molto importante, il giudice dovrebbe fare sempre. Perché? Perché se cambia giacca capisce bene quali sono i suoi, come dire, stavo usando una parola quasi clienti, nel senso accede al servizio di giustizia, le persone che sono venute davanti a te e le capisci meglio. Allora, non ci sono soltanto funzionari ignavidi, responsabilizzati, che dicono sempre, ma perché io devo fare andare a mettere lì, a fare una accordo, a rischiare, e poi magari arriva la Corte dei Conti e mi dice perché non hai aspettato la sentenza e chi ti dice che quella causa non poteva essere invece rigettata quella domanda e comunque per dire comunque che per lui pubblica situazione. Quindi diciamo l'atteggiamento del responsabilizzato. Io voglio invece diciamo, voglio cercare di attenuare, quantomeno voglio contrastare. Ecco. Allora poi cambio giacca e dico, però vediamo un po', questo rischio di danno erariale è un rischio vero oppure no? E qui ragionando ho scoperto tante